siamo in grado di collegarci con un suo antenato. Pensa un po', abbiamo con noi Josefo Toninho de Banderas. Ma buonasera! Hasta mañana, hombre! Perché sono in letto, ma in realtà nel Medioevo se si vestiva così, hai capito Gigi? E il periodo medievale era veramente una rottura di balle. Perché non era la televisione, non era nostia, come si diceva. E avevi le mutande di ferro, Gigi! La canottiera di Utah, che tu presenti il 2 di agosto, la canottiera di Utah. Scusa, ero fa un flauto. Allora, quando sei Maria Dolores? Quando sei Vara Dottore? Quando sei Maria Sorella? Quando sei Maria Dolores? Quando sei Maria Dolores? Quando sei mal d'amore? Quando sei mala suvera? Quando sei va dal dottore? Scusa! Dime! Baila, 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 bene. Esta rumba gitana che non sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. Esta rumba gitana che non sempre cantare. Che duetto! Gigi, posso dirti una roba? Il medievale aveva rottura del balle con un caldo bisso con sta roba intorno. Per esempio, come potresti invitare qualche ragazza nel tuo mulino? Allora, innanzitutto ringrazio Marino Marangoni perché porta l'ingrediente principale per fare i dolci, cioè la fecola di patata. Però... Calma, calma. Veramente... Calma, Banderas. Allora, io tengo sempre dei seminari per invitare le mujeres a venire a imparare a fare i dolci. Gigi, quindi tutte le mujeres di ascolto potete scrivere alla email che vi dice passare sotto per venire nel mio mulino a imparare a fare il flauto, vi insegno a usare il mattarello. Che anche se volete venite, se non siete sicure, venite col marito e per loro che i cornetti. Venite. Se volete un giorno, se un giorno volete venire a provare il tegolino, ci abbiamo anche il Gigi, quindi venite pure. Ci sta sicuramente. È un mondo difficile. E che vuol tanta pazienza. Sta sempre attenti e svegliarsi presto. Farina e acqua l'ho già impastata, ma ciò che conta è la cioccolata. È veramente difficile, è medievale. Lo faccio con piacere e con amore. Faccio i biscotti, pastine e pastrocci che metto il corazon. Se c'è una cosa che mi viene bene, è la crostata di cioccolata alla vaso che le è un piacere. E sono convinto che la roba che fa, se non è buona, me manda in mona e dopo fa il barbone. Lo stai preparando? Ti presento la mia ultima creazione, la pashmina. Scusa Gigi, la nuova pastina, l'indice di gradimento. Allora siamo a metà trasmissione, allora prima di lanciare la pubblicità... Scusa Gigi, la nuova pastina è medioevo. Sì, ma guarda come si diverte anche a dirlo. E dopo si domandano perché era un periodo di oscurantismo, no, al Medioevo. Il livello è questo. Cioè. Sono veramente invidioso del signor delle tre piume perché l'unica piuma che ho è di un storlin
che veramente che ho messo fin le ucce perché continua a cazzare sulle mie creazioni. E da quando lo Storlino fa queste cose qua sulla pasta che sta impastando? È nato i pangoccioli. Volare, oh, cantare, oh, E tu dipinto di blu, felice di stare lassù con te.